Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. L'acqua che si infiltra nelle pareti di casa, le fognature rotte e maleodoranti, 40.000 in Sicilia le abitazioni popolari date in affitto dove la manutenzione non è mai cominciata. Catania insicura sul lungomare di Ognina, il cantiere abbandonato di Piazza Nettuno è terra di nessuno. Degrado, vandalismi, assenza di controlli. Ricomincia la scuola all'Istituto Comprensivo Cesare Battisti nel quartiere San Cristoforo di Catania. Da anni insegnanti e alunni combattono la dispersione. Chi si indigna e denuncia non resterà solo. Al TG Sicilia il colonnello Altavilla, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Catania. Le donne che reagiranno, assicura, troveranno sostegno. Domani a Salemi in lutto cittadino e i funerali di Marisa, vittima di femminicidio. L'autopsia, colpita a fucilate sotto l'addome. Sempre più grave, Matteo Messina Denaro in ospedale all'Aquila ha disposto che la figlia potrà portare il suo cognome e ha chiesto che i medici non ricorrano all'accanimento terapeutico. A 30 anni dall'assassinio mafioso di Don Puglisi nel suo quartiere a Palermo non è cambiato nulla. Rimaniamo una periferia a Brancaccio, in una situazione di disagio, lamenta il parroco Don Maurizio. A Catania la Digos identifica e sanziona 4 ultra che hanno vandalizzato i nuovi seggiolini dello stadio, denunciati in 2 per aver acceso i fumogeni per la partita del 1° settembre. Bentrovati, cresce in Sicilia il disagio abitativo, sono 40.000, si calcola le famiglie abbandonate, che si sentono abbandonate dalle istituzioni, mentre la Regione, dicono, non investe in manutenzione. A Catania troppe le carenze negli appartamenti popolari, siamo andati a Librino con Simona Mazzone. Sono almeno 40.000 le famiglie che vivono in una condizione di disagio abitativo in Sicilia. A Catania sono 15.000 e la regione è quella che spende meno, a paragone col resto d'Italia, in tema di diritto all'abitare. Sono i dati del Sunia, il sindacato degli inquilini, che parla di situazione allarmante. Qui siamo nell'ex Palazzo di Cemento, dove moltissime delle famiglie assegnatarie di un alloggio si sentono totalmente marginate e abbandonate dalle istituzioni, come loro, originari del Marocco, da circa 20 anni a Catania. Il problema è il bagno, vedete sotto è vuoto, qua è rotto e scende l'acqua dal signore o quella di sotto. Per favore venite a sistemare questa cosa. Oppure in quest'altro appartamento dove ad ogni pioggia sono innumerevoli le infiltrazioni sulle pareti. Dall'anno scorso che ho fatto richiesta al Comune, mi avevano detto che entro 30 giorni dalla domanda effettuata il 23 febbraio tutto questo si sarebbe risolto col sopralluogo. Invece io ancora non ho nessuna notizia e sono rimasta con i danni a casa e non posso toccare nulla se non vengono loro a fare il sopralluogo. I comuni danno le case, ma poi quanto spendono in manutenzioni? Noi temiamo 0 euro, non risultano voci specifiche in bilancio. La cosa gravissima è i comuni, non ha in nessun comune dei grossi comuni siciliani, quindi anche delle città capoluogo, ha partecipato al bando del PNR per la manutenzione degli edifici pubblici, che è una cosa gravissima. Lo scenario esterno è incompatibile con l'idea di città a misura d'uomo, cumuli di spazzatura che non vengono raccolti e la fognatura a cielo aperto con olezzi irrespirabili che provengono dai lavandini delle case. Sul lungomare di Catania il cantiere di Piazza Nettuno, con i lavori fermi ormai da mesi, è diventato un'area di degrado. Rifiuti ovunque, attrezzature vandalizzate e nessuno che interviene. I cittadini denunciano l'assenza di controlli. Emanuela Corsi. Lavori ancora fermi a piazza Franco Battiato, ex piazza Nettuno, nel quartiere di Ognina, che nel frattempo si è trasformata nella terra di nessuno, dove i vandali colpiscono e non ci sono controlli. Qui non siamo in periferia, ma sul lungomare di Catania, in una zona molto frequentata dagli sportivi, ma anche da famiglie e turisti, tra alberghi, ristoranti, studi professionali e attività commerciali. Abbiamo avuto molto danno.
perché giustamente ci è diminuito anche il lavoro, col fatto che le piazze sono chiuse, vedere quella immondizia là dentro, che fra poco vengono anche i topi, è normale secondo lei? Del progetto di riqualificazione dell'area che prevedeva arredi smart, un'area fitness all'aperto, 2 aree per il gioco dei bambini, sistema di videosorveglianza, è rimasto solo questo cartellone divelto. Questo è il cantiere rimasto fermo ormai da diversi mesi, qui è stato aperto un varco per poter entrare e molti sporcano, lasciano rifiuti di ogni genere, qualcuno ha anche vandalizzato le attrezzature. Qui qualcuno oltre ai rifiuti abbandona anche i monopattini. Di sera la gente passeggia tranquillamente al suo interno, i bambini corrono incuranti dei pericoli di un cantiere aperto come vediamo in queste immagini amatoriali. Nessuno controlla o interviene. Entrano, giustamente non possiamo andare a fare discussioni noi. Ogni volta che chiediamo alle persone gentilmente non andate là dentro perché non si può entrare, loro prendono e si seccano con noi. Io ovviamente non posso andare a rischiare la pelle per 4 cretini. E controlli ce ne sono? Controlli no, niente controlli. Abbiamo visto i controlli, va lasciato così, la gente entra e fa quello che vuole. È un peccato. Magari rovinano anche le attrezzature che dovevano essere usate, però lasciato così, abbandonato a se stesso. Il progetto di riqualificazione dell'area, finanziato attraverso le risorse PON Metro per €500.000, fa parte del programma Catania Spazio Sport, che ha come obiettivo il recupero di alcune aree cittadine per contrastare proprio l'illegalità e offrire luoghi di inclusione sociale per i soggetti svantaggiati. Ricomincia la scuola, siamo stati nell'istituto comprensivo Cesare Battisti, nel quartiere San Cristoforo di Catania, dove da anni insegnanti e alunni combattono la dispersione scolastica. Luca Ciliberti. Mi dicono, ma la musica non ti porterà a niente? E dico no. Perché a me la musica piace, quindi non devo fare come tutte le altre ragazze a fare l'estetista, a fare no, non mi piace. E mi piace suonare il pianoforte. La prima campanella nell'istituto comprensivo Cesare Battisti è già suonata. 850 ragazzi seguiti da insegnanti e personale ATA che spesso si sostituiscono alle famiglie. Siamo a San Cristoforo, periferia di Catania. Qui i livelli di dispersione scolastica sono altissimi. La musica, oltre allo sport che fanno tanto, davvero uno dei modi migliori per tenerli proprio lontani dalle situazioni che si possono trovare per strada. È vero che prima di suonare chitarra venivi poco anche a scuola? Sì, poi ho iniziato a riprendere di nuovo lo studio perché venivo poco frequentemente a scuola. Poi ho iniziato di nuovo a venire a scuola e ho ripreso la chitarra. In questo quartiere c'è appunto la mancanza di parchi pubblici, di zone dove poter far riunire questi bambini. Ecco che questa struttura, la nostra struttura, gli ha dato la possibilità di poter fare dello sport all'aria aperta, di potersi confrontare attraverso lo sport. Ha avvertito la necessità di qualcuno, anche più di qualcuno, di voler uscire, di voler abbandonare questo quartiere? Alcuni ragazzi hanno maturato questa idea di poter uscire dal quartiere, cambiare la loro vita ma anche la vita della città. Sarebbe bello che si potesse rimanere nel quartiere e svolgere delle attività legali che nel quartiere proliferassero, artigianato, arte, concerti, musica. Questo sarebbe ed è un grande sogno. Chi si indigna non sarà solo. Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Catania, il colonnello Salvatore Altavilla, parla del suo nuovo incarico con l'impegno di un rapporto di vicinanza con la gente. Su baby gang, microcriminalità e criminalità organizzata, l'azione diffusa del comando. La violenza di genere sarà una priorità. Venite a denunciare, troverete sostegno. Roberta Lunghi. La politica operativa dei carabinieri, che vedrà i carabinieri della provincia di Catania impegnati sul territorio, sarà quella della prossimità, della vicinanza alla gente. Vicini ai cittadini per accogliere le loro difficoltà e di conseguenza agire a Catania, così come in tutte le 61 stazioni dislocate nell'intera provincia etnea. È la premessa con la quale il neo comandante provinciale dei Carabinieri di Catania, il colonnello Salvatore Altavilla, si è presentato oggi alla città attraverso un incontro con la stampa. Proveniente da Parma e con esperienza siciliana
Rimane a Palermo, Caltanissetta, Bagheria. A Catania ha condotto gli studi universitari e ritrova una città per certi versi cambiata, che invoca più sicurezza e controlli. La sicurezza non è mai troppa, il controllo continuerà nel solco già tracciato da chi mi ha preceduto. La proiezione esterna è ovviamente l'obiettivo prioritario di una forza di polizia e ancor più dell'Arma dei Carabinieri. Ha citato il suo predecessore, proprio lui ha lanciato un monito ai cittadini: indignatevi, però i cittadini fanno anche i conti con la paura. Indignazione che deve ovviamente a cui deve far seguito una presa di coraggio, una presa di coscienza che chi si indigna e denuncia non è da solo. Qual è la vera emergenza di questa città? La microcriminalità, le baby gang, la criminalità organizzata? Non abbiamo emergenza, almeno al momento non ne rilevo. Però sicuramente questa è una città articolata, dinamica, con bisogni di vicinanza da parte dei carabinieri. Ha detto invito a denunciare anche le violenze di genere. In questa caserma c'è una stanza zero perché le vittime di violenza possano denunciare in serenità. Si sente di ribadire questa cosa con forza? Assolutamente. La violenza di genere è un ambito di priorità del nostro sforzo operativo. Le nostre caserme sono sempre aperte. Pensate che la stazione di Piazza Verga l'anno scorso ha ricevuto 14.000 denunce, tantissime denunce di violenza di genere. Non si deve fare altro che denunciare, che rappresentare, perché si possa intervenire nella maniera risolutiva. Caro Voli, Ryanair si conferma contraria al decreto che taglia i prezzi dei biglietti da e per la Sicilia. Dopo la Sardegna, ha confermato l'amministratore delegato di Ryanair Oliri, dopo la Sardegna, dove abbiamo ridotto i voli del 10%, ha detto quest'inverno toccherà alla Sicilia, così Ryanair. Sbarchi continui di migranti a Lampedusa, alla Molo, c'è una fila di barchini, eccoli qua. Oltre 2.000 i rifugiati in questo momento nell'hotspot. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 600 di loro con il traghetto di linea ed è in arrivo anche la nave Diciotti della Guardia Costiera per aumentare e accelerare i trasferimenti. Punita per averlo allontanato e per avergli negato la possibilità di amarla a modo suo, in modo possessivo e ossessivo. E quanto è venuto fuori dall'autopsia di Marisa Leo, vittima di femminicidio. L'ex compagno le ha sparato con il fucile sotto l'addome. Domani intanto per i funerali della donna nel pomeriggio a Salemi è stato proclamato il lutto cittadino. Laura Spanò. Quasi una punizione alla donna e alla madre, quella messa in atto mercoledì scorso da Angelo Reina nei confronti della sua ex compagna Marisa Leo. Le ha sparato all'altezza dell'utero, nessun altro proiettile ha raggiunto le altre parti del corpo della giovane 39enne di Salemi. La carabina utilizzata da Reina contro Marisa ha sparato direttamente nella parte bassa del bacino. Potrebbero essere stati esplosi più di 3 colpi e questo quanto accertato dal dottore Tommaso Danna, medico legale nominato dalla procura di Marsala e che ieri ha effettuato l'autopsia sul corpo di Marisa. Gli altri accertamenti riguardano il numero dei piccoli proiettili sparati alla carabina calibro 22 e ancora il materiale trovato sotto le unghie della vittima per capire se Marisa, scoperto di essere in pericolo, si è difesa. Angelo Reina, imprenditore nel settore vivaistico, possedeva illegalmente una carabina calibro 22, una 765 e diverse munizioni. Non è dato sapere invece se verrà o è stata eseguita l'autopsia anche su Reina, che si è suicidato su un viadotto della A29. Si continuano intanto a cercare invece i cellulari usati da Marisa e Angelo, spariti nel nulla, e si cerca di risalire a chi ha fornito armi e munizioni all'uomo. Intanto la comunità di Salemi si accinge a dare l'ultimo saluto a Marisa, uccisa mercoledì scorso nelle campagne di Contrada Ferla tra Marsala e Mazzara. Saranno celebrati domani, infatti, alle 16 presso la chiesa madre di Salemi i funerali della giovane. Per l'occasione il sindaco Domenico Venuti ha proclamato il lutto cittadino e Salemi avrà bandiera a mezz'asta negli uffici comunali e in tutti gli uffici pubblici. Il sindaco Venuti ha inoltre invitato a osservare una pausa di silenzio nei luoghi di lavoro durante le esequie. Matteo Messina Denaro, ricoverato in una cella apposita dell'ospedale dell'Aquila,
riconosce la figlia che adesso potrà, se vorrà, portare il suo nome e firma un documento nel quale invita formalmente i medici ad astenersi dall'accanimento terapeutico se dovesse entrare in coma. Il boss sembra prepararsi all'inevitabile fine dei suoi giorni, ma secondo i medici, nonostante le sue condizioni si aggravino, non c'è un pericolo immediato di vita. Manlio Viola. Continuano ad aggravarsi le condizioni del boss Matteo Messina Denaro, ora ricoverato nella corsia detenzione dell'ospedale dell'Aquila, poco distante dal carcere di massima sicurezza dove è detenuto. Ha subito un intervento al colon ed ora è sottoposto ad una terapia del dolore. Ai medici avrebbe dato disposizioni scritte contro l'eventuale accanimento terapeutico, almeno per quanto consentito in Italia. Intanto il boss ripensa alla sua vita e decide di riconoscere la figlia concepita con l'allora compagna Franca Alagna di Castelvetrano. Lorenza Alagna, 27 anni, potrà adesso portare, se lo vorrà, il pesante cognome del padre. Il riconoscimento sembra sia avvenuto qualche giorno prima dell'intervento al colon davanti ad un ufficiale di stato civile. Alla nascita Lorenza ebbe il cognome della madre, per l'appunto Alagna. Dopo l'arresto di gennaio, che poneva fine ad una latitanza trentennale, per Matteo Messina Denaro molte cose sembrano cambiate. La figlia, che all'età di 18 anni era andata via da casa anche per prendere le distanze da questo padre, che peraltro non l'aveva mai riconosciuta fino ad ora, era andata nel maggio scorso in carcere ad incontrarlo. In quella occasione ci fu il chiarimento fra padre e figlia, anche su quella frase intercettata nella quale, parlando di lei, il boss la definiva la sciacqualattughe. Nei covi però vennero trovate anche lettere mai spedite che dovevano essere indirizzate proprio alla figlia biologica, nelle quali con termini amorevoli le si rivolgeva invitandola a stare lontana da certi mondi pericolosi. 30 anni dopo l'uccisione per mano mafiosa di Don Pino Puglisi, a Brancaccio il parroco del quartiere lancia un messaggio forte: qualcosa deve ancora cambiare, rimaniamo una periferia in una situazione di disagio. Marco Gullà. Venerdì prossimo saranno passati 30 anni dall'uccisione di Don Pino Puglisi. 3 decenni, tanto tempo fa. Un quartiere, quello di Brancaccio, dove sono cambiate tante cose, anche se c'è ancora molto da fare. La criminalità che si intreccia con la mafia, un legame sempre presente nel quartiere dove è stato assassinato padre Puglisi. A testimoniare tutto ciò è il parroco del quartiere. In 30 anni è cambiato sicuramente di tanto il territorio, ma non totalmente, perché alcune dinamiche comunque rimangono e persistono ugualmente. Rimaniamo sempre una periferia, rimaniamo sempre in una situazione di disagio, ecco, non ci evolviamo in questa dimensione. Ieri consiglio comunale proprio nella piazza di Brancaccio, un segnale che il comune di Palermo ha voluto lanciare per certificare la propria presenza. Ed ecco cosa chiede il parroco alla politica. La politica deve avere il ruolo del servizio, del ministero, come noi dobbiamo accompagnare le persone, i cittadini a prendere coscienza dei loro diritti e dei loro doveri, così la politica deve poter amministrare, ma soprattutto aiutare, non soltanto sul piano delle cose necessarie, ma anche sul rendere più i cittadini consapevoli del loro essere. A 30 anni dall'eccidio qualcosa è sicuramente cambiato, ma ancora non basta. Sgomento a Giarratana, in lutto cittadino, per la morte di Marinella Sigona, l'operaia della forestale travolta a Monterosso Almo dall'autobot su cui viaggiava dopo aver spento un incendio. Lascia il marito e 2 figlie. Veronica Barbarino. Lutto cittadino oggi a Giarratana per la morte di Marinella Sigona, operaia della forestale, coinvolta nel tragico incidente di ieri sulla statale 194, nei pressi di Monterosso Almo. Una tragedia assurda, un'altra morte sul lavoro, dicono nel piccolo comune Ibleo. Una famiglia nota e ben voluta in tutta la nostra comunità, quindi un lutto che ha colpito tutta la comunità.
motivo per cui ho proclamato per oggi il lutto cittadino. Oggi ci saranno alle 17 il funerale, quindi ho ritenuto giusto che tutta la comunità partecipasse. Al rientro da un intervento in contrada Funghello, l'autobotte in cui la donna e altri 5 operai viaggiavano si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le autoambulanze del 118 e mezzi del corpo forestale. Un incidente autonomo sulle cui dinamiche si sta ancora indagando. Noi come ufficio esprimiamo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. La signora è una mamma di famiglia prima di tutto. E questo mi dispiace da morire, che una mamma di famiglia possa perdere la vita per questo. E poi la signora era molto precisa nel lavoro, assieme alla squadra dove lei operava, assieme ai colleghi. Per me sono dei colleghi di lavoro. Dimessi 3 degli operai ieri ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa, il quarto dovrebbe essere dimesso nelle prossime ore. Condizioni non gravi anche per la donna, l'autista del mezzo, sotto osservazione al maggiore di Modica. Fuori pericolo anche il quinto operaio, ieri trasportato mediante l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro a Catania. Facciamo una breve pausa, tra poco i risultati delle indagini della Digos sui danni allo Stadio Massimino. State con noi. Eccoci di nuovo insieme. Seggiolini danneggiati al Massimino dopo Catania-Crotone, sanzioni per 4 ultra e altri 2 denunciati dalla Digos di Catania per aver acceso fumogeni. Emanuela Corsi. Queste sono le immagini che risalgono al 2 settembre scorso, girate allo stadio Angelo Massimino dopo la partita Catania-Crotone. 18 seggiolini sono stati vandalizzati, spalliere rotte, piegate, parti bruciate dai fumogeni. Atti di teppismo nella struttura che era appena stata ristrutturata in vista del campionato in Serie C. La Digos di Catania ha identificato e denunciato 2 ultra etnei che in occasione di quell'incontro di calcio avevano acceso dei fumogeni successivamente fatti esaurire sugli spalti delle curve nord e sud dello stadio. L'accusa per i 2, un 21enne con precedenti di polizia e un incensurato di 23 anni, è possesso e accensione di materiale pericoloso. Entrambi saranno anche raggiunti dal DASPO. Sul danneggiamento dei 18 seggiolini dello Stadio Massimino, la Digos ha sanzionato 4 ultra per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo, per il quale è previsto un pagamento di una somma che va dai 100 ai 500 euro. Sono tuttora in corso accertamenti per individuare eventuali altri responsabili. Infine, sempre personale della Digos, nel corso della visione delle numerose immagini, ha individuato un ultra presente sugli spalti della tribuna B da tempo irreperibile, rintracciato e invitato presso gli uffici della Divisione Polizia Anticrimine per la notifica di un provvedimento DASPO pendente. Notizia dell'ultima ora, l'ENAC risponde a Ryanair che vuole tagliare del 10% i voli da e per la Sicilia. Ryanair in questo modo risponde al decreto del governo contro il caro voli. Ebbene, la notizia di poco fa è che il presidente dell'ENAC, che è l'ente appunto dell'aviazione civile, dice che le cose che dice Ryanair sono surreali e poi aggiunge: per i cittadini delle isole e delle zone periferiche nei momenti emergenziali è evidente che c'è necessità di un intervento normativo. Quindi l'ENAC chiede una norma ben precisa che regoli i prezzi dei biglietti aerei e non siano lasciati, come dire, al gusto dei vari diversi amministratori delegati. Grazie. Uno a Palermo apre i siti giornalistici e legge: tensioni in giunta, c'è chi prova a ricucire ma chiede l'esclusione di Mineo. E poi nel giornale accanto: tensione in maggioranza, questa forza politica se necessario vuole il rimpasto. E poi ancora, dal gruppo misto in un altro sito parte un messaggio al sindaco: azzeri la giunta, scelga nomi di alto profilo e vediamo chi ci sta. Tutto sacrosanto, per carità, la politica, l'amministrazione di una grande città come Palermo è fatta anche di questo, ma i problemi della gente, la violenza di genere, l'insicurezza nelle strade, la brutalità aggressiva e feroce nei quartieri, per cui finisce in ospedale
una tranquilla coppia di cittadini colpevole di aver rimproverato un gruppo di giovanissimi che faceva schiamazzi, e poi le ultime 2 risse fra baby gang con un 16enne accoltellato. Non interessa? Tutto questo mentre appena pochi giorni fa il ministro Piantedosi ha inaugurato proprio a Palermo la control room, 800 telecamere per sorvegliare il territorio. Senza dimenticare il terribile stupro di gruppo del luglio scorso, in una zona degradata e abbandonata del centralissimo Foro Italico. Nulla di questo arriva al Palazzo delle Aquile? Possibile? Ma no, giusto, c'era dell'altro di cui occuparsi, dimenticavamo il raddoppio degli stipendi di amministratori e consiglieri comunali. Un provvedimento nazionale da recepire, per carità, certo, ma sbagliamo, il controllo del territorio non era una delle 5 emergenze che la Giunta di Palermo aveva adottato al suo insediamento? Finora si è risolto solo lo scandalo del cimitero dei Rotoli ed è passato un anno. Di questo passo, tra la 7ª vasca di Bellolampo, il dissesto economico da risanare, le strade da rimettere a posto, la sicurezza dei cittadini e quella delle donne possono continuare ad aspettare, con la solita preoccupazione. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.